Sai il frumento cosa faceva mio nonno, mio padre pure? Prendeva il frumento e andava al pastificio. Si metteva 2 sacchi di frumento sopra il carretto, mio nonno, andava al pastificio e prendeva pasta e farina, capiste? E poi con la farina facevamo tante cose, con la pasta giustamente. Oppure se facevamo il pane, io però mia nonna questa, mia nonna aveva il frumento a casa, lo macinavano al mulino, il pane, e poi andavano a fare il pane al forno. La mattina alle 5 andavano al forno e andavano a fare il pane. Hai visto? Però il pane era pane di frumento, che stava tutta la settimana. Perciò non è che lo facevano ogni giorno, ma un pane squisito, un pane buono. Cosa da vero che tu sempre, quando tagliavi, sentivi quell'odore, quel profumo di veramente di cose buone.